Questo libro, che ha un titolo interessantissimo, Tre pietre fanno un muro, cioè vuol dire che nell'archeologia, cioè lo studio del passato, anche se ti trovi un piccolo insediamento, puoi creare nella tua mente e poi nella realtà anche nella tua ricerca un elemento positivo di come era il futuro. Questo autore, Tre pietre fanno un muro, è la storia dell'archeologia, perché l'autore dice, guardate che l'archeologia, sia che parla della città deserto, sia che specialmente noi riscopriamo quello che ha detto a noi e dice ancora la Terra Santa, è una cosa importante, la democrazia nel passato. Esiste e non esiste. Esiste da parte dell'elemento sociale, non tanto religioso, sociale, civile della Grecia, ma poi è anche un termine scomparso. Quello che invece riguarda l'eternità è il vivere tra i popoli, che è diverso, perché uno può vivere anche in un regime non totalmente democratico, anzi, perché il futuro delle grandi civiltà, voglio o non voglio, è stato fatto non tanto da democrazie estese, quanto da singoli elementi che attraverso la democrazia più o meno, l'estetica, vorrei dire, la socialità in cui vivevano, hanno creato il futuro guardando il passato e il presente. Ecco quindi allora che questo libro che hanno fatto pensare, dice poi che un elemento che non dobbiamo mai dimenticare è il romanzo, perché stranamente chi scrive un romanzo nel 1200, un romanzo del Medioevo, non è uguale a un romanzo del Rinascimento, perché i romanzieri sanno cogliere l'elemento importante del vivere non tanto la democrazia, del vivere il momento della società nel presente.